faremo? Bene. Savi? Vabbè, stiamo E te porro cosa si sente? Anche le sensazioni di Saverio quali sono? Abbiamo voluto fare questo incontro perché dopo 45 anni di attività nel comune, Insomma, cosa sa... 45 anni da una vetrina particolare del paese di Bitti, più o meno ho vissuto tante esperienze, tante conoscenze. Il paese mi ha voluto bene e io ho cercato di dare quello che ho potuto dare, chiaramente. Che buona volontà. Con tutta la volontà che ci poteva essere. 45 anni sono lunghi, però sono stati, sono contento di averli vissuti a Bitti, di aver conosciuto tutta l'evoluzione di Bitti in tutti i settori lavorativi, i settori sociali e culturali, perché per molto tempo mi sono anche interessato di attività culturali e noi da giovani abbiamo fatto molte attività che ci hanno dato soddisfazioni non indifferenti, fra cui cosa possiamo citare? Scuole di ballo, la radio di Bitti, prima Radio Bitti, poi Radio Studio 10 e poi chiaramente i comitati, nel comitato del Miracolo ci sono stati 5-6 anni e tante altre tipi di attività, anche abbastanza ampie dal punto di vista. Diciamo che oggi ho voluto avere intorno la gente che mi ha sempre sostenuto, mi è piaciuto, anche gente normale, tranquilla, e sono contento di questa cosa qui. Lo stavo facendo in questo santuario che rappresenta per Bitti una parte importante di quello che è la storia sia ecclesiastica, religiosa, sia culturale. Non solo ecclesiastica, ma sociale, insomma. Sociale, le cose da dire, sono contento di aver raggiunto questa. Insomma, ringrazio tutto il paese, perché comunque per quello che penso il paese mi vuole bene e io voglio bene al paese. in questo tuo tantos anni che sei stato in comune, in pratica hai vivuto una storia complessiva di questa ida, che va successo tante cose, va successo in questi anni che tu eri in servizio buono, al Malas, va tapito successione politica, allora, io ero un po' un impiegato atipico, vivevo le attività sociali, le attività culturali, ma ho fatto anche molta politica, ero sempre inserito in una formazione politica di cui comunque sono stato attivo anche da questo punto di vista, nel senso sia nelle formazioni dell'amministrazione, delle giunte e avere anche contatti. A livello politico ho avuto delle soddisfazioni perché sono stato nel mio partito, sono stato prima nel direttivo provinciale, poi sono stato 2 volte nel Consiglio nazionale, sostenuto da sindaci dei paesi vicini, quindi insomma ho avuto anche un tipo di consenso anche esterno a Bitti. Ho visto questo Bitti che quando sono entrato in comune nel 79 aveva 4.700 abitanti. È chiaro, poi c'è stato questo declino per 100.000 motivi. Ho vissuto situazioni di contrazione economica e mi ricordo che nel primo periodo ho vissuto questa mancanza
di poter rapportarsi con gli altri paesi per mancanza di strade, per mancanza di collegamenti, nel quale sentivamo molto l'isolamento. Ho vissuto quel periodo in cui molte persone da Pitti se ne sono andate, che una delle cause principali era questa mancanza di collegamenti, di cose che quindi poi si sono sistemate fuori Pitti. Ho vissuto anche, cosa posso dire, questa trasmigrazione degli studenti che quando sono laureati, la chiusura del liceo, la dolorosa chiusura del liceo. E poi è chiaro che praticamente per 100.000 motivi, ma non solo di Pitti ma di tutti i paesi dell'interno, perché poi la colpa non è darla solo a Pitti, è purtroppo una mancanza di politica economica, finanziaria per l'interno che non ha dato possibilità alla gente di potersi sistemare, di poter fare delle cose qui in questi paesi. Abbiamo vissuto questa trasmigrazione dall'interno verso le coste o verso il continente o verso altri paesi e praticamente dopo alcuni 1.700 abitanti adesso siamo 2.700 o meno di lì. Questo l'ho vissuto anno per anno, non è che è stata una cosa repentina, e poi ci sono tanti motivi che non è che ci sono delle analisi da fare, però non è che possiamo stare a fare grandi discorsi. Adesso dobbiamo cercare di fermare questa contrazione, bloccarla e cercare di creare una situazione economica che stabilizzi almeno quello che è rimasto. Io auguro che questa cosa venga fatta, auguro al paese di Pitti che ci sia. Saluto a tutti i conterranei che sono fuori di Pitti, che ce ne ho tanti, amici, parenti, mando un saluto a tutti quanti quelli che sono fuori di Pitti. Auguri a tutti, grazie di A te la canto una batterina. A te la canto una batterina. Ah, è dedicata a Saverio. No, a corsa di occasione si intende troppo lo che voglio ricordare. Forse. Tu ti parla come te si può andare. Allora, stanno Valentino, te a fare che era un'ora a Saverio, tu e pure. Sente che na benne tu dai lai, siamo circa una 140, giù bianco, cabocato e gai. Ma su niente che cantare una batterina. Perfetto. Saluta a tutti. Saluta a tutti. Buono e bello.
cantare a noi. Sarà che